Siamo qui alla 9ª edizione del torneo Fabrizio Piaggi, questo 22 settembre. Siamo contentissimi, l'affluenza è sempre delle più copiose. Quest'anno con le nostre maglie che vendiamo per beneficenza abbiamo deciso di supportare l'AIL. Ringrazio Giovanni Aliata e tutto quanto il suo staff e ringrazio ovviamente anche tutti quanti gli sponsor. Ricordo che il catering è offerto da Farini. Siamo qui per ricordare Fabrizio. Chi era Fabrizio? Una persona che ha dato tanto allo sport, sia come giocatore che come allenatore del settore giovanile, ed è per questo che noi vogliamo ricordarlo appunto con un torneo rivolto agli esordienti del 2008. Qui si scontrano le 5 squadre del veneziano e una squadra di Mestre, la Mestrina. Quindi io ringrazio tutti per l'affluenza e per il supporto che ci hanno dato. Ringrazio tutti gli sponsor che sono amici di Fabrizio. E niente, che dire, che vinca il migliore. Dopo il pranzo ci sono 3 intervalli in cui il Venice Dance Center del Lido farà una performance, una coreografia, questo per anche richiamare la danza, che era comunque anche la danza era molto cara a papà perché mia sorella fa la ballerina e di conseguenza abbiamo sempre avuto in famiglia questa dicotomia fra pallacanestro e danza. Poi a seguire ci sarà il dolce, sempre offerto da Farini, e poi a seguire le finali quinto e sesto posto, terzo e quarto posto e primo e secondo posto, a seguire le premiazioni. Right now, right here, right now, right here, right now, right here. Adesso nel gradino più alto del podio la Virtus Venezia, un grande applauso! Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here. Bene, siamo qua con l'allenatore Stefano Calzolari della Virtus Venezia che quest'anno si è aggiudicata il titolo del 9° trofeo Fabrizio Piaggi. Allora domando a te Stefano, che emozioni provi? Io ho avuto il piacere di conoscere intanto Fabrizio come allenatore, sentivo molto parlare, ero coetaneo quindi non mi ha allenato, però come persona l'ho conosciuto, era eccezionale, ma non è un caso che sono qua, questa forse è la 5ª o 6ª edizione. Emozione grandissima e soprattutto il piacere di trovare figlio che ho visto da piccolo e dopo tutti gli organizzatori che conosco da anni, e poi vedere tanti giovani che a Venezia fa sempre piacere vedere. Ci vediamo allora alla prossima edizione, la 10ª, che sarà ricca di sorprese.